Desa sanidade nugoresa e desos problemas desos ispidaler Santu Francisco e Zonchello de Nugoro danava vedà oggi sintiri de una visita istituzionale desa Commissione Sanidade di Sucussizio regionale presidia da Domenico Gallus. Bivini totus os membros desa commissione, sos cussizzeris regionales elettos in su territorio, su commissario straordinario desa ATS Giorgio Steri e su direttore desa ASL de Nugoro Grazia Cattina. Su sindicu de Nugoro Andrea Soddu est intervenio aumentande esa spelear desa sanidade nugorese in custos ultimos meses. Sa risco de tancare su reparto de neurochirurgia pro mancanza de personale, sa situazione de pneumologia de su Zonchello, sa difficoltades de su laboratorio di analisi de su Santu Francisco pronecche de sa mancanza de personale. I sintiri de sa dobiu dottores e infermieri han accontau de sos problemas issoro vittianos. Su presidente Gallus ha tammentau che vinza sa commo totus ar visitar fattas in sos presidios sanitarios de Sardegna han boccau a pizzu pezzi problemas. Supra sa visita est interveniu Pierluigi Saiu, presidente della Commissione regionale autonomia. Sa situazione isplicata dai su personale de sos ispidales nugoresos o ghetta pore. Sos effettos negativos de sa riforma sanitaria che fia de sa sinistra e no che si intendene de pruspuru. Mancano dottores e meda reparto su un'andanna dennanti grazie a s'impegno e su sacrificio di chi bi traballata nata Saiu. Fino a quando si va che ne seleziones, sos dottores non querene manco piccare servizi in sos ispidales nugoresos. E su cussizio regionale procussu de per traballare paris a sa giunta pro pessare a meccanismos de premialidade pro sos ispidales e pro chi è separata debi traballare. Di primur garantire dinare pro investimentos tecnologicos, mescamente procussu al reparto schisun de primore non podimus permettere che lo scuola in ateros territorios. S'annuamento est uno dei medios plus profettosos pro vacher arribare personale. Amparare su territori e sos servizios, a conclusa iu, est una battaglia che depi mur che sto tu paris e che depi mur vincere. Sos pastores crasan a essere in Casteddu in occasione desa visita desa ministra desas politicas agricolas Teresa Bellanova, che ha addobbiare sos rappresentantes desa regione, desos associos agricolos e desos industriales, desas agenzias regionales. Sa ministra est esa prima volta che picca tappare chi in s'avvertenzia a latte, vinzasa su mese de agosto di fattisi, la mandata dennantisi Gianmarco Centinaio, che vivi prima de issa, e che ha piccau in pinno supra sudinare sos interventos strutturales pro arribare a un sistema capace de parare fronte a sa crisi, pronecche desa produzione de suprapruso e desas esportazioni che condizionano su prezzo de su latte. Procussus un movimento spontaneo de sos pastores e che ataviaus a proteste in Giannario a pedius a mobilitazione in occasione desaddobbio de crasi in Casteddu. A sa ministra Bellanova, sos pastores e li cheren impedire de lirdare contos o de sos resultados des armesar fattas in custos meses in Roma, in Casteddu e in Tattari, ube carchi passo a innantisi la navato magari non si vie savine di un'avvertenzia complessa, ube su prudes arborta sos interessos o de chi è beste e in mesu non torrana. Dunque su un movimento spontaneo de sos pastores e pediti a su governo di arribare a definire un'avvertenzia che pertoccata tre chimiza aziendas e chieste de importumano pros economia desa Sardegna ma peri pro una parte manna desa sociedade, commente a mostrausa mobilitazione popolare vide in principio e anno. Che la napicao a Sispidale di Nugoro pro controllo su un motociclista che ha ora esa una ha tappi un incidente in Nugoro indennante de su ginnasio in Viale Trieste, che sta andando a sopra di una panda che si è firmata prova che scolare un pedone. In pessuda usa allarmi a su locus un uso prioso so sanitario de su cante de che 8 che hanno soccorso su un motociclista che la napicao a Sispidale. La polizia locale che ha fatto sul rilievo e sos carabinerisi. Prova che sul rilievo e su currere e sorfertoso hanno regolao e adasiao su traffico. Sos agentes desi squadra mobile desa questura de Casteddu hanno arrestau chi esu de che 9 de Sant'Ugabine a Crompiu un cittadino nigeriano de 31 annos che in un canto e ampulla de bridu a pacutretto desa Basilica de Bonaria. All'uso currere su malassortau esti sta su cante de che 8 che la piccava su pronto soccorso ove il dottore le da una prognosi de 30 diese. Su veridore stu un cittadino nigeriano de 37 anni Bagamundo è sta accusato de tentato omicidio. Desarresto da fa vedà questo manzano
Manzano e sintiri di una conferenza prosimprenta fatta in questura su dirigente di squadra mobile de Castello Roberto Pittito. Sas indagini scominciata da retta a pustir de su fatto si sono incarreradas a maniera precisa de diretto, sia ta prosa testimonianza desa vittima, sia ta procussa de sordisti monzos e desarmazziner desa videosorveglianza. A pustisi de aer identificau su veridore, ana cominciau a lucircare sappa ad una nacattà occupando una domo de Selargius, a pustisi desar formalidades e de legge che l'hanno aiuto a su carcere de Utta. Custu Manzano, os studenti del liceo de Scienzias Umanas e liceo musicale Bustiano Satta de Nugoro hanno addobbiato a Egidia Beretta, sa mamma de Vittorio Arrigoni, s'attivista prosor diritos umanos, giornalista e scrittore, morto in Gaza su 14 di aprile del 2011. E si sta un momento commovente, prezioso per os studentes pro lis trasmittere sor valores desa solidariedade e di umanidade in sos calese Vic Utopia, custus un numene che in su cale Arrigoni scriviata ata sempre screttiu, finzas assurtimada. S'addobbiu ammaniau da esa dirigenza de su liceo Satta in collaborazione con Sampi, rappresentau da su presidente provinciale Graziano Pintori, este in s'ambitu de su progetto La mia scuola per la pace, che ha tasa punna ad educare sus studentes a sa solidariedade e a s'amparo e a sa difesa de sos diritos umanos.